una manifestazione, quella di oggi, che evidenzia tantissime problematiche per i dipendenti del museo. Come pensate di risolverlo e quali le situazioni, diciamo, in itinere? I problemi che ci sono al Museo Griffo sono problemi comuni a tanti istituti dei beni culturali, non sono riconducibili solo a questo museo, nel senso che ci sono tanti problemi dal punto di vista, come dire, organizzativo-logistico. Mi riferisco ad esempio a riscaldamento in inverno che non funziona, climatizzazione in estate che purtroppo non funziona, ma che questo non riguarda ovviamente solo lo stato come dire, di salubrità degli uffici o dei siti, in questo caso è riferito solo ai dipendenti, ma questo riguarda anche la collettività che fruisce il nostro inestimabile bene culturale che è diffuso sul territorio. E quindi noi con questo incontro cercheremo, ripeto, non è una cosa che riguarda solo questo ufficio, ma riguarda gran parte dei siti culturali siciliani, di sensibilizzare l'assessore, il dirigente generale, affinché si possa intervenire in questo senso. Altra questione non indifferente che io richiamerei è sostanzialmente il front office. Che significa questo? Noi quando andiamo a visitare i siti nazionali o esteri, noi già abbiamo, o meglio, il visitatore ha la certezza di chi si trova davanti. Ad esempio, la regione siciliana ha un capitolo di spesa che riguarda le divise dei lavoratori, solo che ha un capitolo di spesa che è per memoria, ovvero sia non mette risorse per far sì che questo possa diciamo come dire, avvenire, questa fornitura di divise, e questo qualificherebbe notevolmente l'immagine della nostra amministrazione regionale. Per quanto riguarda i problemi che ci sono, diciamo, specifici, sono dei problemi, come dire, di carattere organizzativo che cercheremo nel migliore dei modi di risolvere parlando anche con la direzione, perché noi sosteniamo una cosa, che in tutte le cose c'è una misura, o c'è una misura in tutte le cose. Dicevano i latini est modus in rebus, esiste una misura in tutte le cose. E non occorre fare solo la guerra per fare la guerra, è necessario far sì che si faccia la guerra, ma per fare la pace.